Pochi giorni per la conclusione del voto, il clima elettorale si sta notevolmente infiammando, sta vedendo un po' cosa sta succedendo anche in varie parti d'Italia. Ecco, noi con Salvini presente nel panorama politico aiuta ad infiammarlo. Ma noi tentiamo di infiammare i cuori della gente perché ci sia una democrazia partecipata, perché il ritorno al passato fa sempre male, chi non impara dalla storia è destinato a ripeterla. Noi non vogliamo che si possano ripetere certe brutte pagine della storia dell'Italia recente. La democrazia è inequivocabile e noi siamo presenti in questo quadro politico col sorriso, non con la forza e neppure con la retrospettiva del passato. Non promettiamo miracoli agli italiani e nemmeno agli agrigentini, ma una politica seria, territoriale, presente, che praticamente tramuti quelle che sono le problematiche nazionali e le faccia calare sul territorio, perché quando parliamo di asili nido gratuiti poi si calano sul territorio. Salvini ha annunciato per la prima volta un ministero alle disabilità, quindi aiutare i disabili del territorio nel momento anche in cui, per esempio, mi sovviene sul momento, i consorzi, diciamo le province in questo momento sono in stand-by, non abbiamo uno strumento per aiutare questa fascia importante della nostra società e quindi avere questo strumento nazionale e essere più vicini alla gente e dimostrare di essere una nazione democratica e presente per le esigenze del territorio e dei cittadini. Quindi un partito che dice sinceramente alla gente: non vogliamo cambiare il mondo ma dare uno shock all'economia italiana, flat tax, abolizione delle cartelle esattoriali, azzeramento della legge Fornero, stop all'immigrazione incontrollata. Per fare che cosa? Poi risulta che c'è più democrazia e più serenità, perché nel momento in cui si evita lo scontro sociale, nel momento in cui si sta meglio, l'economia gira, la gente può andare a mangiare la pizza la sera, può portare i bambini al cinema e c'è uno Stato più sereno, poi alla fine questi scontri vengono sempre meno, perché si fa leva sempre sulle difficoltà e sul malessere della gente e quindi noi vogliamo tornare a fare quella politica del sorriso che sia sul territorio vicino alla gente, che ascolti le problematiche e le porti nelle sedi istituzionali opportune, in questo caso il Parlamento.